Ringraziamo l'onorevole Cancelleri di aver accettato il nostro invito e andiamo subito al dunque, iniziamo un po' con qualche domanda. Come movimento, quindi, diciamo, onorevole deputata alla Camera della Repubblica Italiana, come Movimento 5 Stelle cosa state facendo? Noi siamo stati eletti portando un programma che poi avevamo riassunto in quella che la stampa definiva l'agenda Grillo, che conteneva 20 punti. Quindi noi al momento ci stiamo basando su questi 20 punti e finora abbiamo realizzato l'80% di questa agenda. Realizzato in che senso? Noi abbiamo redatto le proposte di legge, poi ovviamente queste dovranno essere calendarizzate nei lavori d'aula e questo richiederà più tempo. Quindi ci siamo basati su quello e contemporaneamente stiamo facendo i lavori, diciamo, ordinari nelle nostre commissioni. Quindi che tipo di proposte di legge state portando avanti? Per esempio, noi avevamo come primo punto quello del reddito di cittadinanza, che verrà presentato a breve, è quello che diciamo, ha richiesto uno studio maggiore perché è un argomento molto complesso che richiedeva delle coperture finanziarie particolari e in più perché coinvolge più commissioni, quindi quella della finanza, quella anche della sanità, quella del lavoro soprattutto. E quindi questo lavoro di gruppo, che a noi devo dire riesce bene perché è la nostra natura, ha richiesto un po' più tempo rispetto ad altre proposte. Poi abbiamo presentato l'abolizione dell'IMU, anche se appunto è un po' più strutturata perché lo abbiamo però presentato in riferimento alla prima casa. Abbiamo anche presentato una legge di riforma della legge elettorale. Insomma, stiamo attuando i nostri punti, però prima di tutto appunto, il nostro primo punto era proprio il reddito di cittadinanza. E che cosa prevede il reddito di Allora, cittadinanza? sostanzialmente noi abbiamo pensato a garantire un po' come avviene in tutta Europa, ehm, a garantire a chi ancora non ha un lavoro, quindi risulta disoccupato o inoccupato, un reddito minimo che gli permetta appunto di vivere, comunque di inserirsi nella società. Ovviamente questo non andrebbe a tutti, ma soltanto a coloro che non raggiungono la soglia, il limite diciamo, della soglia di povertà. Questo perché è importante? Sia per una questione etica, perché lo Stato deve aiutare il cittadino, non è una forza di contrapposizione, anzi è quello che lo rappresenta, e poi perché questo anche a livello economico è uno di quei tasselli che ci permetterebbe di rimettere in moto l'economia, perché dando un potere d'acquisto a gran parte dei cittadini italiani, questo permetterebbe di innescare nuovamente i consumi, quindi la produzione. Altre proposte di legge, credo forse qualcosa anche sulla riforma della legge elettorale, no? Sì, Per abolire il famoso porcellum. esatto, noi c'è ancora questo aspetto della legge elettorale, sono state presentate alla Camera diverse proposte, abbiamo anche valutato durante i lavori dell'Aula delle mozioni, noi ne avevamo addirittura appoggiata una che proveniva dal PD, da un esponente del PD, che è stata votata da noi e invece non è stata votata dagli stessi componenti del PD, era una mozione Giachetti. Questa mozione l'abbiamo appoggiata perché sposava la nostra idea, cioè cosa diceva? Che nel caso in cui si tornasse alle elezioni ancora con questa legge elettorale, questa mozione impegnava il governo a diciamo, farci votare, farci ritornare al voto con la legge precedente. Ora il movimento non è né a favore del Porcellum, cioè soprattutto non è a favore del Porcellum, ma neanche vorremmo un ritorno al Mattarellum. Stiamo studiando perché la nostra proposta è stata depositata, ma ovviamente i ragazzi degli affari costituzionali la stanno diciamo, completando nel merito. È diciamo, una via di mezzo, però quella lì a noi stava bene, l'abbiamo appoggiata perché comunque
faceva tornare alle preferenze, che per noi sono un punto Era essenziale. il meno peggio, diciamo. Sì, almeno il cittadino ha nuovamente un potere di scelta delle persone che vuole mandare al Parlamento. Quello per noi è il punto cardine ed è la massima critica che facciamo al Porcellum. Quindi molte proposte di legge, difficoltà incontrate nel vostro iter parlamentare? Devo dire parecchie, perché siamo un po' visti come da un po' da tutti i partiti, come coloro che sono andati lì a disturbare un sistema che ormai si era Già consolidato, quindi siamo un po' la rottura. A noi questo fa piacere, però nello stesso tempo stiamo cercando di far capire che non siamo solo rotture, cioè noi vogliamo rompere questo sistema, ma vogliamo nello stesso tempo lavorare, perché se siamo stati mandati lì è proprio per ottenere dei risultati, quindi pur consapevoli di essere l'opposizione rispetto al governo, cerchiamo comunque di valutiamo sempre le proposte nel loro merito. Noi non guardiamo se vengono dalla maggioranza o dalla minoranza o dall'opposizione, e però cerchiamo e stiamo cercando di trovare un dialogo con tutti per trasmettere questo modus operandi anche a loro. Devo dire che al momento con alcune forze politiche riusciamo ad avere un maggiore dialogo, con altre forze politiche invece c'è ancora un muro altissimo. Quindi la vostra è una rottura costruttiva? Sì, cioè noi vorremmo proprio passare il nostro, perché quando lo dicono che il movimento morirà, questo diciamo sarà lo vedremo solo vivendo, mettiamola così, però il nostro obiettivo non è neanche quello di stare lì a vita, noi non siamo andati lì perché vogliamo intraprendere una carriera politica o un movimento, noi vorremmo portare l'etica, il nostro slogan è quello di riportare l'onestà, che l'onestà ritorni di moda, no? Noi vorremmo instaurare un modo di fare politica che sia etico, che è proprio quello che dovrebbe fare chi va a rappresentare le istituzioni, cioè va dentro le istituzioni. Quindi se in questa legislatura di durata variabile, chiamiamola così, riusciremo a portare questa etica nella politica, per noi la missione sarà compiuta. Grillo, vabbè, ognuno di voi si è impegnato, mi sembra, a fare massimo 2 legislature, dopodiché non lasciate il campo, insomma, ad altri. Ultimamente mi sembra Grillo ha affermato che il capo dello Stato, o Beppe Grillo, diciamo, il leader del vostro partito, ha affermato che il capo dello Stato Napolitano dovrebbe andare in tutte le televisioni a dire la verità, nel senso che, dice lui, l'Italia è in default. Però questa cosa ci è tenuta nascosta. Che mi allora, puoi dire Beppe ha sempre, da sempre, ed è quello che alla fine ci ha aiutato e che noi diciamo ci ha anche aggregato, che è questo suo lato di denuncia, che a noi continua a stare bene, perché se non avesse fatto quello che ha fatto in questi anni non avrebbe risvegliato queste coscienze. Ora, quello che lui dice è vero, nel senso che l'Italia, che è in una situazione di crisi, dico, questo dovrebbe dire Napolitano come garante, dovrebbe essere onesto e più che rassicurare sul futuro, non fare terrorismo, ma dire come sono le cose e quindi iniziare a dialogare su quali sono le vere misure da prendere per il Paese. Quindi su questo siamo d'accordo. Poi che la situazione sia salvabile, lì secondo me l'unica soluzione è la libertà, nel senso che se al governo andassero persone libere da interessi di qualsiasi tipo, sia da lobby, sia dalle banche, sia proprio anche malavitosi, allora lì si potrebbe avere la svolta e si potrebbe risollevare il paese. Bisogna avere libertà di pensiero e di azione. E quindi non c'è. No, ad oggi non c'è. Non c'è, e secondo me, come parere personale, da quello che vediamo in aula, queste larghe intese che loro hanno spacciato a tutti come necessarie perché noi non abbiamo dato la fiducia o perché bisognava dare un governo al Paese, in realtà si basano proprio su degli interessi da salvaguardare.
che a parte gli interessi, la mia impressione è stata sempre quella che alla fine i vertici si ricattano, non tanto collaborano, ma poi si ricattano l'uno con l'altro, perché magari ognuno di loro ha faldoni di dossier dentro l'armadio dell'altro, sull'altro, appena sbagli... Per questo ti dico che il cambiamento si avrebbe soltanto con persone libere, perché quando tu non sei ricattabile, perché non hai fatto, perché non hai da dare indietro qualcosa a qualcuno, allora lì tu non hai niente da perdere. Quindi sei libero e pensi veramente cioè pensi soprattutto che in quella società ci devi tornare tu. Quindi se vivi la politica come una cosa temporanea, un passaggio temporaneo nella tua vita, politica intendo proprio come essere esponente, perché poi la politica si fa nella vita quotidiana sempre, no? Quindi se tu vivi il mandato come una fase temporanea nella tua vita, allora lì ti ricordi ogni giorno che in quella società, proprio anche, quindi sto facendo anche un discorso molto egoistico, no? Ti ricordi che in quella società ci devi tornare, tu, i tuoi figli, i tuoi parenti, i tuoi amici, tutti, e quindi questa cosa pesa e quindi vuoi lavorare per quello. E pesa più questo, secondo me, che il populismo per essere rieletti, perché quello che io noto è che loro stanno facendo delle azioni più mediatiche che di sostanza. Perché questa battaglia dell'IMU è una cosa che loro si sono venduti durante la campagna elettorale, entrambi, no? E quindi adesso è diventato il loro pallino, ma in realtà quando noi facciamo le audizioni, io sono nella commissione finanze, con le associazioni di categoria, la cosa che chiedono non è l'IMU, di abolire l'IMU, la cosa che chiedono è diminuire il cuneo fiscale, soprattutto l'IRAP. E ti dico, gli unici che hanno presentato una proposta di legge per abolire l'IRAP siamo noi, del Movimento 5 Stelle. Visto l'altro giorno in trasmissione a Quinta Colonna, dove ogni giorno ti fanno il meno 80 giorni all'aumento dell'IVA, e c'è stato in una piazza un intervistato che ha detto: ma qua il problema non è il punto percentuale sull'IVA, qua il discorso è che ci vogliono 10-12 punti in meno sulle tasse. Esatto. E gli hanno tolto la parola perché evidentemente del debito non ha gradito. Dico, quindi, noi abbiamo il più alto debito pubblico d'Europa, siamo sul filo del rasoio del default, quindi serve abbassare le tasse o dobbiamo continuare così con questo massacro? Esatto, è un massacro. In particolare, ti ripeto, quello che arriva più dal cittadino sono proprio le tasse che riguardano l'attività imprenditoriale, il lavoro. Quindi se veramente dobbiamo iniziare a dialogare su cosa fare per il paese, dobbiamo iniziare da quello. Solo che la volontà di... Adesso per esempio in Commissione Finanze stiamo trattando la delega fiscale, cioè sarebbe una legge delega, quindi diamo al governo delle indicazioni per fare una legge che poi non passerà nuova alle Camere perché appunto li stiamo delegando. Ora in questa legge delega si stanno inserendo delle misure per l'evasione, per proprio la riforma fiscale. Ma i miei colleghi che stanno lavorando su questo trovano anche lì poca concretezza, quindi quello che arriva a noi del movimento è che non ci sia una reale volontà di trovare una soluzione, come se tutti conoscono il problema, però ci girano dall'altra parte quando qualcuno mostra la soluzione. Effettivamente poi la piccola e media impresa è la nervatura di questa nazione ed è completamente massacrata. Esatto. C'è gente che mi dice, io sto quotidianamente a contatto con imprenditori, mi dicono che lavorano solo per pagare le tasse, perché poi alla fine non gli rimane niente. Guarda, ti dirò un'altra cosa, che è il primo atto che abbiamo trattato al Parlamento in una commissione speciale che era stata istituita quando ancora non si formavano quelle permanenti, è stato il decreto legge dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese. Il dato che è emerso e che ha scioccato noi del movimento, sarà che eravamo nuovi, quindi abbiamo preso dati certi, è che ci sono molte delle piccole e medie imprese italiane, ma molte significa più della metà, che sono in fallimento, già sono fallite per credito. Avanzano soldi dallo Stato. Cioè hanno fatto dei lavori, più che farli ai privati, li hanno fatti a enti pubblici,
convinti nella classica convinzione che comunque lo Stato ti paga, lo Stato, la regione, la provincia, il comune, e invece sono andati in perdita perché non venivano pagati dalla pubblica amministrazione. Cioè loro non sono riusciti più a pagare i lavoratori o anche le imprese da cui prendevano il materiale, le materie prime, perché la pubblica amministrazione non li pagava. E lì si instaura poi un circolo, perché poi comunque per fare altri lavori ti chiedono il famoso DURC, Esatto. quindi tu poi inizi con questo, non puoi pagare alcune tasse, non puoi pagare i lavoratori, inizi con questo, e, non riesci più ad avere il DURC e quindi automaticamente inizi a non poter più lavorare, perché? Perché lo Stato non ti ha pagato. Questa per noi è stata un meccanismo che è proprio incomprensibile e noi ci stavamo vantando, quando dico noi intendo lo Stato perché io ormai ne faccio parte, no? E ci stavamo vantando di dare dei soldi che sono intanto una minima parte, perché noi la prima domanda che abbiamo fatto, pensando che fosse una domanda anche sciocca, era: ma quanto ammontano questi debiti? E non c'è una stima certa, quindi già questo per noi, cioè se non ci danno le risposte chi le dovrebbe dare, già c'è qualcosa che non va. Quindi non sappiamo se abbiamo dato poco, tanto, eccetera. Poi sono arrivate delle stime e in base a queste stime la somma che abbiamo stanziato è veramente irrisoria e in più noi ci stiamo vantando di aver dato dei soldi che spettavano e che con estremo ritardo, non lo so, è proprio un meccanismo ormai che si è logorato. Il meccanismo è perverso, perché quando il cittadino deve dare i soldi allo Stato, giustamente, comunque per le tasse o meno, li vogliono subito, c'è una scadenza che non si transige e gli scrivono proprio altrimenti provvedere ma prelievo forzoso, cioè, ecco, è proprio la minaccia. Invece quando te li devono dare con calma, cioè non c'è fretta. Ecco, hai aperto un altro capitolo che noi stiamo trattando, che è quello di Equitalia, perché noi siamo sempre nei famosi 20 punti contro Equitalia. Perché? Perché noi siamo per una riscossione fatta dallo Stato, ma che sia statale, perché noi abbiamo sempre questo concetto dello Stato visto come dal punto di vista etico, io lo dirò sempre, e questo tipo di riscossione non è etica. Il famoso aggio mi sembra che è stato eliminato. Abbiamo fatto una risoluzione in commissione dove abbiamo chiesto al governo di eliminare questo aggio, però cioè ancora, forse adesso nel decreto del fare riusciremo a inserire qualcosa. L'aggio, ricordiamo, era l'interesse che la ditta privata metteva sul per la riscossione, quindi c'era l'interesse sul ritardo del pagamento, più questo, cioè, quando noi diciamo che dobbiamo ritornare a una riscossione statale, tutti ci dicono: ma l'Italia è statale perché ha la partecipazione agenzia delle entrate INPS. Noi però ci riferiamo non alle partecipazioni, ma al metodo, perché quando si invia questa cartella, il famoso ruolo, non stiamo inviando una cartella a un evasore, stiamo inviando una cartella a una persona che non ha potuto pagare, che è diverso dall'evasore, perché non ha diciamo non c'è il dolo, c'è proprio la non possibilità di effettuare, ha dichiarato tutto. Però io dichiaro ma sono impossibilitato. Esatto, quindi lì non puoi in più iniziare con il pignoramento dei beni, con il tasso di interesse, con l'aggio. Cioè siamo arrivati a calcolare su alcune cartelle che abbiamo preso come esempio dei tassi di interesse che arrivavano complessivamente, cioè in totale all'11%. Siamo all'usura. Siamo al limite dell'usura. Quindi per questo, per esempio, siamo contro Equitalia come metodo di riscossione, invece dobbiamo veramente tornare a valutare il cittadino come una persona che è da sostenere. Un altro argomento, credo siamo in tema, un altro cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, la famosa uscita dall'euro. Sì, no, allora, a noi ci dicono che siamo anti-europeisti. In realtà non è così, però la nostra visione è quella di essere contro questi trattati europei. Perché? Perché secondo noi, secondo i dati e secondo appunto sempre quello che ci riferiscono le famose associazioni di categoria, gran parte della crisi è stata determinata da questi accordi europei che l'Italia, come
tessuto economico non riesce a mantenere. Perché per esempio un esponente che è venuto in audizione ci ha detto: abbiamo fatto degli accordi che riguardano le piccole e medie imprese con dei paesi in cui per piccola e media impresa si intende un'impresa che ha 100 dipendenti, mentre in Italia Da noi quando è 20, 19, esatto, no, cioè 20 piccola siamo impresa, no, 20 siamo alla grande media. fabbrica. Sì, e quindi quando ho detto, quando si fanno questi accordi non partendo dalla stessa base, ovviamente si creano dei problemi. Quindi noi stiamo arrancando praticamente perché dobbiamo rispettare dei limiti e non dobbiamo, quindi invece di pensare al nostro paese, stiamo pensando a mantenere, a rispettare degli accordi, che per carità, giusto come principio, però ritornando sempre all'idea di Stato che ha il movimento, sarebbe prima il caso di riflettere bene su cosa dobbiamo imporre alle nostre imprese a discapito anche di accordi che abbiamo preso. Cioè noi allora, ogni volta quando Letta viene a riferire in Parlamento chiediamo sempre la stessa cosa: vada in Europa a dire che l'Italia al momento non può rispettare questi accordi, perché altrimenti l'unica via è appunto arrivare alla situazione della Grecia. Sì, perché ci manca poco, voglio dire, non siamo così lontani, anche perché il Esatto. debito pubblico, poi gli interessi continua sempre a crescere. Ora, Io ritornando alla domanda che mi hai fatto, che è quella. non ho visto manovre. Vabbè, No, torniamo anzi, alla Letta è domanda. proprio pro Sì. questi, cioè va lì, si inchina, diciamo, alla Merkel e compagni. Ritornando alla domanda sull'euro, ormai abbiamo questa moneta unica. La nostra posizione non è tanto quella di essere contro, a favore. Noi vorremmo, perché è il nostro modo di operare, chiedere ai cittadini cosa vorrebbero che l'Italia facesse nel contesto europeo. Vogliono ancora l'euro, vogliono che lo Stato elabori per esempio la possibilità di una moneta complementare rispetto all'euro, come per esempio avviene anche non so, la stessa Inghilterra, che ha mantenuto la sua moneta e ha aggiunto l'euro. Noi vorremmo proprio chiedere perché si prendono delle scelte che vanno a intaccare, cioè tutto quello che viene fatto in politica intacca la vita del cittadino, ma ci sono delle scelte che lo intaccano di più. E allora, almeno in quelle, vogliamo chiedere ai cittadini cosa Un pensano? referendum stiamo Sì, un parlando. referendum, e lì ci accusano di voler spendere soldi pubblici, però noi siamo la dimostrazione che si possono anche fare. Avrebbe un risultato Ci secondo sono me anche. scontato il referendum, vista la crisi Allora, se però è così odierna. scontato, dovremmo capire che forse abbiamo preso a livello politico delle decisioni che non vanno verso l'interesse del popolo. Poi, come hai detto bene prima tu, gli interessi delle lobby, gli interessi Eh, dei comitati d'affari e vari altri interessi influiscono sulle sì. scelte della nazione e che non sono poi gli interessi di tutti i cittadini. Abbiamo visto le vostre proposte di legge, quelle che state facendo, facciamo sempre, poi magari parleremo un po' della nostra situazione regionale siciliana, un po' di gossip, visto che l'onorevole Azzurra Cancelleri è nuova della politica nazionale, così a noi comuni mortali Eh. cittadini il famoso apriscatole per vedere che c'è dentro, quindi che succede a Allora, Montecitorio è eh, Allora, i primi giorni sono stati veramente di alta emozione, perché io dicevo dentro l'aula c'è un odore che sarà il legno, non lo so, che tutti diciamo di non avere mai sentito, e lo abbiamo ironicamente, ma neanche tanto chiamato, l'odore dell'istituzionalità, perché quando entri in quest'aula così grande, dove comunque se rifletti è stata fatta la storia del paese, e c'è un tetto bellissimo con delle vetrate decorate, cioè l'aula è veramente bella, e quando tu entri lì, soprattutto noi che veramente siamo passati da cittadini a istituzione, e la viviamo con il peso di
tutti quelli che ci hanno votato, ma anche di chi non ci ha votato, perché veniamo presi per populisti, però per noi è veramente così. Chi si sente una responsabilità addosso, insomma. Esatto. Allora, quando entri lì è veramente emozionante. Io mi ricordo quando abbiamo votato il presidente della Camera, io tremavo, perché in più noi per scelta abbiamo deciso di votare dei nomi nostri, dei nostri deputati, ed era emozionante cioè, poter scrivere il nome di di un mio collega, magari persone con cui avevo fatto banchetti, manifestazioni precedentemente, e scriverlo come nome del Presidente della Camera. È stato veramente emozionante. La stessa cosa quando votavo per il Presidente della Repubblica, perché poi mi ritengo fortunata perché sono anche stata, cioè in questa legislatura ho anche avuto questo piacere di poter votare il Presidente della Repubblica. Non era poi il nome che volevo io. Una volta ogni 7 anni magari c'è quella legislatura che non succede. A proposito di elezioni di presidenti, invece per il presidente del Senato Grasso, sappiamo che c'è stata, si parlava di fronte interna al movimento, il gruppo dei siciliani. Ma sì, questa cosa è stata associata ai siciliani. In realtà su 18 voti, perché poi quasi tutti hanno dichiarato, chi ha votato Grasso l'ha dichiarato, praticamente i siciliani erano 3. Però è stata... Tu hai votato Grasso? No, io sono alla Camera, quelli erano al Senato. Già, scusami. Sono stati 3, però non so perché è passato ovunque che fosse una cosa siciliana. Però in quel caso noi abbiamo chiesto la motivazione, ma non perché da noi non si può votare, cioè noi abbiamo nel nostro codice comportamentale proprio il voto unanime di gruppo, ma perché? Perché quando noi arriviamo al voto finale, quello che facciamo in aula deriva sempre da una precedente assemblea. Noi ci riuniamo in una settimana anche 2 volte, la sera, non durante i lavori d'aula. Ci riuniamo anche 2 volte perché decidiamo cosa votare quando ci sono le votazioni in aula. Ora, e quindi è una discussione democratica, ognuno può dire tutto quello che vuole. Quando si arriva a una scelta si sceglie di votare tutti insieme quello che la maggioranza in assemblea ha scelto. Poi ti devo anche dire che praticamente arriviamo quasi sempre a una votazione unanime. In quel caso la rottura è stata determinata dall'antagonista a Grasso, che era Schifani. Quindi lì è partito probabilmente dai siciliani, per questo poi è stato associato ai siciliani, una contrapposizione tra mafia e antimafia. Quindi non è stato votato Grasso perché c'era una stima verso Grasso, è stato votato Grasso perché si voleva eliminare anche minimamente la possibilità di essere rappresentati da Schifani, il presidente del Senato della seconda carica. Quindi hanno temuto questo e diciamo secondo me è stato proprio un trabocchetto in cui ci hanno voluto mettere, perché sanno quanto peso abbia nel nostro movimento la questione morale. E ci sono riusciti in quel caso, perché molti si sono sentiti, cioè la paura che qualcuno della maggioranza, di quella che ora è la maggioranza, non votasse per Grasso o anche semplicemente facesse scheda bianca e quindi permettesse l'elezione di Schifani, per loro era... Cioè, molti dicevano io non potrei tornare a casa se il mio presidente dovesse essere Schifani. Ognuno lo fa le sue scelte e poi decide liberamente. C'è effettivamente poi una sottile, una differenza sottilissima magari tra mafia, antimafia, professionisti dell'antimafia. Infatti poi noi qui andiamo a giocare su un terreno minato per cui è difficile distinguere, né si può dire né non si può dire, però sappiamo che la materia è difficile da andare a districare. Il problema qual è stato, tra l'altro? Che questa decisione è nata, l'hanno dovuta prendere praticamente in un'ora. Infatti c'è anche stata una confusione perché poi Vito Crini, che era il capogruppo, aveva detto alla stampa ci sarà un voto di coscienza, invece poi altri hanno dichiarato che avrebbero votato tutti insieme, quindi questa cosa poi ha creato tutto quello scandalo. Però effettivamente anche dopo, facendo un'analisi a freddo, anche loro si sono resi conto che forse non era neanche la persona così adatta, che magari seguire il gruppo sarebbe stato meglio, però dico, non
libertà di coscienza, appunto. Allora, È anche uno dei principi della Costituzione. per chi si fosse messo in ascolto adesso, ricordiamo che abbiamo ospite in studio l'onorevole Azzurra Cancelleri, deputata alla Camera della Repubblica Italiana. Per chi volesse può seguirci e vederci anche sul nostro canale YouTube, basta cliccare sul motore interno di YouTube, Radio Amore San Cataldo, tutto unito, e trovate la diretta. Dicevamo gossip. Sì. Ma tutti questi privilegi che si favoleggia che un deputato possiede sono veri? Non Dici sono veri? dentro la Camera? Dentro e fuori, perché si dice voli gratis, questo gratis, No, i voli sono... gratis, hai questa agevolazione, quell'altra. Cioè, I voli... Su internet girano liste intere sì, di cosa... Beh, molti sono veri, nel senso che per esempio i voli più che gratis sono pagati dalla Camera, quelli ovviamente nel territorio nazionale, perché permettono lo spostamento del deputato. Di viaggiate con la compagnia di bandiera l'ex No, Alitalia, puoi anche scegliere le compagnie low cost, puoi anche scegliere di viaggiare in seconda classe, di non fare il volo governativo. Sì, il volo governativo. C'è un'agenzia di viaggi dentro la Camera, tu vai lì e loro ti prenotano il volo. Tu poi puoi scegliere, noi in genere non prendiamo quelli cosiddetti governativi, che sono quelli che hanno il massimo delle opzioni, no? Però sì, questo per esempio è uno dei privilegi. Poi altri privilegi, cioè più che altro il privilegio reale è più grande, è la somma che ogni mese si percepisce tra indennità e diaria. Perché questo poi ti permette di avere delle agevolazioni incredibili. Poi per esempio ci dicono che prima di questa legislatura ci fosse il centro massaggi dentro la Camera, c'è un barbiere però per l'uomo, ma mi sembra che si paghi, non lo so perché i miei colleghi non lo usano. Un barbiere dove mi sembra che per farti il radere, la barba o il taglio dei capelli ti paga poco. Però lui come barbiere mi sembra che percepisce uno stipendio da capogiro. Noi abbiamo uno dei nostri... noi abbiamo 3 persone nell'ufficio di presidenza, un vicepresidente e 2 segretari. Ora, uno dei 2 segretari fa parte di un comitato che valuta le assunzioni del personale dentro la Camera e quindi lui ha tutti i dati, poi ci ha detto che appena avrà un quadro sta anche cercando di far pubblicare dei dati proprio per macro aree, giusto per far sapere ai cittadini, per esempio, che per i commessi spendiamo tot. La famosa trasparenza auspicata. Almeno diciamo per macro aree. Quindi avremo presto dei dati, perché se non lo vogliono fare loro, comunque se è possibile li vorremmo diffondere noi. Però effettivamente lui diceva che anche il barbiere ha uno stipendio, quindi si paga, però è anche stipendiato, quindi un po' un controsenso. Poi c'è il famoso ristorante dove io non sono mai andata, ma non tanto per un motivo, diciamo, di spreco, perché comunque si paga anche lì. Certo, poi la stessa qualità in un posto fuori Roma pagheresti il doppio, quindi non capiamo perché, però... qualità, quindi sai che dicono che si mangi bene allora. Sì, cioè più che altro i miei colleghi, lì allora dentro la Camera c'è una mensa, che è quella dei lavoratori, dove però da questa legislatura andiamo sia noi, e devo dire anche la Presidente Boldrini, spesso quando è nella Camera. Hanno cambiato il regolamento, mi sembra qualcosa. Prima praticamente all'inizio abbiamo creato un problema perché loro non erano abituati a ricevere anche i deputati, quindi preparavano come quantità per il personale. Poi ci hanno detto di non andare lì perché occupavamo i posti, noi abbiamo risposto che avremmo scaglionato la nostra presenza e quindi adesso diciamo, si sono abituati ad avere anche dei deputati lì alla mensa. Personalmente vado alla mensa proprio perché mi piace di più come il cibo che è lì, e poi perché comunque anche lì si paga, quindi non è gratis, quindi ti dico, i privilegi dentro ci sono ma non sono così eclatanti, diciamo, non farei proteste su quello. Io più che altro farei la protesta, e la facciamo, sulla somma che viene percepita. E poi un altro problema invece che abbiamo rilevato sono gli uffici, i palazzi degli uffici. Cioè noi non abbiamo un ufficio dentro Montecitorio,
abbiamo l'ufficio in un palazzo vicino che si chiama Palazzo Marini. L'ufficio di cosa? Aspetta. Ogni deputato ha un ufficio. Ora, Perfetto. siccome hanno lasciato uno dei palazzi, per esempio io lo divido con una mia collega, perché sono diminuiti i posti disponibili. Questi uffici, praticamente sempre questo ragazzo che è in questo comitato, questi palazzi vengono pagati, viene pagato un affitto per mantenere questa proprietà, diciamo così, ma in più colui che ha acquistato questo palazzo lo ha acquistato dando come garanzia proprio l'affitto della Camera, quindi praticamente il presidente della Camera di allora ha permesso a questa persona di comprare 2 palazzi nobiliari nel centro di Roma, perché lui non li aveva di proprietà nel momento in cui la Camera È ha... stata un'operazione Cioè lì queste cose sono le cose che immobiliare. veramente sono sprechi. Poi per il resto, Ma devo queste dire, cose, queste operazioni immobiliari avvengono anche in piccolo dalle nostre sì. parti, voglio dire, anche con la politica locale o regionale. Quindi per tornare a noi, sei stata eletta nella circoscrizione di Caltanissetta, quali iniziative stai portando avanti per la nostra provincia? Allora, io sono in una commissione che diciamo è molto macro, perché è quella delle finanze. Quindi facciamo degli interventi che puntano alle microimprese. Quindi quando cerco di dedicarmi alla nostra provincia è più che altro con gli atti ispettivi, che sono le interrogazioni e le interpellanze. E allora la mia prima interrogazione l'ho dedicata a Gela perché c'era da sempre, ma poi soprattutto in questo periodo, un problema proprio di ordine pubblico, perché le persone di Gela mi scrivevano dicendo proprio che è ormai invivibile perché le auto bruciano ogni sera, aumentano ogni giorno, e in più ho contattato la polizia, quindi il sindacato, e loro mi dicevano che per capire qual era la necessità hanno lamentato dei problemi che anche proprio come numero di personale ha detto, e quindi ho fatto un'interrogazione che nelle prossime settimane solleciterò perché ancora non ho avuto una risposta. Poi mi sono dedicata a un problema che durante la campagna elettorale ho diciamo, vissuto in prima persona, che è quello della viabilità provinciale, che devo dire anche nella provincia di Agrigento è molto disastrato, Fa però la bene. nostra A devo dire che ha un macchie di record. leopardo con tutte le Soprattutto buche. quando penso Mussomeli o comunque il vallone in generale è veramente, cioè arrivare in quello, sono isolati praticamente tra poco. E allora ho chiesto, esiste praticamente negli anni passati, dal 2007 al 2009, dovevano essere stanziati cioè era stato stanziato un finanziamento per quello, che però poi tramite un decreto è stato destinato ad altro. Allora io ho chiesto, visto che questi soldi non sono arrivati e vista la necessità, ho riportato dei casi, se non ritenesse il governo opportuno stanziare nuovamente questi fondi e vincolarli a questa, a queste strade provinciali. E l'ultimo atto ispettivo che ho fatto è su Invitalia, perché però lo collego al territorio, perché mi è stato avanzato questa richiesta proprio da una persona di Caltanissetta che mi diceva che Invitalia era, la ex Sviluppo Italia, era l'ultimo baluardo per avere accesso a un credito per le nostre imprese. Invece anche in Italia mi sembra che abbia sospeso Non hanno perché per ultimato i mancanza di fondi, fondi. e quindi io ho chiesto se il governo, vista, cioè praticamente il bilancio di Invitalia, la parte positiva era quella che veniva destinata alle imprese, perché quest'idea che se io do dei soldi non mi ritornano non è vera. Cioè, e ritorniamo al discorso di Equitalia, sono persone che non possono pagare, non che non vogliono. C'è l'idea che i cittadini sono dei truffaldini, dobbiamo accantonarla, non è il compito dello Stato quello, il compito dello Stato è permettere al cittadino di pagare. È più facile che i grandi imprenditori, insomma, riescano a trovare le strade giuste per Sì, sì, pagare sì. di meno o non pagare proprio. Noto un problema invece che non so se hai seguito o che colpisce la salute di tutti i cittadini del Vallone, soprattutto San Cataldo, Mussomeli e soprattutto Serra di Falco.
la vicenda delle famose scorie, presunte scorie radioattive che sarebbero state allocate dentro la miniera di Bosco. E poi parlando di Mussomeli, quella montagna enorme di sale, ma non è sale, sono scarti di lavorazione della cainite che a quanto pare hanno un basso livello di radioattività, che comunque sono inquinanti per i terreni circostanti perché stanno desertificando la zona. Sì. Allora, il registro dei tumori, non so se hai visto, c'è il nostro indice sì, molto più alto addirittura di quello di Gela, che già è più alto del resto d'Italia. Sì, avevo visto, ho partecipato alla conferenza. Noi qua a San Cataldo hanno fatto un consiglio comunale dove si invitavano le istituzioni e quant'altro a prendere in mano il problema per vedere effettivamente, si chiedevano un'indagine seria per vedere qual è la causa di questa recrudescenza di malattie neoplasiche. E due, quantomeno andare a bonificare quell'area, cioè, quello che non sappiamo facciamo un'indagine, su quello che è evidente quantomeno andiamo a bonificare. No, questo già con altri miei colleghi siciliani che sono nella Commissione Ambiente, io ho sollevato questa problematica perché cose simili sono anche in altre zone della Sicilia. Allora ho chiesto di fare un intervento complessivo e non riferito alla provincia. E praticamente la soluzione che abbiamo trovato è di analizzare il problema loro, perché ognuno di noi ha un ufficio legislativo che è competente in materia, no? Analizzeranno tutta la parte legislativa, quindi che ci permette di capire come intervenire a livello regionale. E quindi, se è il caso, poi faremo riferimento anche ai nostri deputati nazionali. E poi, una volta analizzato il problema a livello regionale, ognuno di noi andrà a fare degli interventi che riguardano la nostra provincia in particolare. Quindi è già una cosa che tramite la stampa, comunque internet, tra le varie bacheche, abbiamo trovato queste informazioni e quindi già stiamo lavorando in questo senso. Anche per esempio a Butera vogliono fare un parco offshore, mi pare sia quello eolico, e praticamente i cittadini di Butera dicevano: noi ormai il mare, più che valorizzarlo a livello turistico, lo utilizziamo per, diciamo, per energia, per inquinarlo anche in altri casi. E quindi non so se riuscirò questo lunedì o la prossima settimana, devo incontrare dei rappresentanti di Legambiente, proprio perché vogliamo... Poi l'invito che io faccio sempre a tutti è quello di comunicare tutte queste problematiche, perché quando si entra in quel palazzo si ha un distacco dalla realtà che è forte da superare, perché il lavoro da fare, cioè quando tu diventi deputato puoi decidere o di non fare nulla o di lavorare come un pazzo. Quindi non c'è anche la via di mezzo, ma poco concludente. Cioè, alla fine le due figure che si vedono dentro l'aula sono quelle, o del nulla facendo o di quello che lavora seriamente. Devo anche dire che ci sono molti che lavorano seriamente, quindi questa è una delle cose che mi sento di dire nelle varie parti politiche. Però questo ritmo incessante di lavoro tra la commissione, tra gli atti ispettivi, eccetera, ti allontana da quello che è la tua realtà. E allora lì, almeno noi del movimento, cerchiamo sempre di avere e di ricercare il contatto con i cittadini. Io per esempio questo pomeriggio sono a Catania con altri miei colleghi che vengono un po' da tutta Italia, perché stiamo facendo un'iniziativa che si chiama Parlamento in Movimento. Cioè andiamo in giro nei fine settimana nei posti di interesse. Quindi per esempio siamo stati in Campania in una cosa che abbiamo chiamato spazzatur, perché in Campania il problema più rilevante, sì, però io ti devo dire che dopo aver visto Taverna del Re in particolare, che è il posto vicino alle Ecoballe, io credo che ho il timore e il sentore che noi stiamo arrivando a quello. Ma quello è veramente una cosa toccante da vedere, ti fa sentire proprio l'inefficienza dell'uomo in questi anni e il poco rispetto che abbiamo del nostro territorio. Poi andremo nelle Marche davanti all'Indesit per parlare della delocalizzazione, e oggi siamo venuti a Catania per mostrare i nostri lavori, quindi ognuno di noi parlerà di un tema della commissione, ma soprattutto per parlare con i cittadini. Infatti ognuno di noi avrà massimo 5 minuti, perché quello che vogliamo sono
sia le domande ma soprattutto le proposte. Cioè noi vogliamo essere riempiti di problemi perché è il nostro compito, lo viviamo come, c'è il nostro ruolo, lo viviamo come quello di portare i problemi lì e poi ripeto, lì ci sono funzionari, uffici legislativi, eccetera, di persone altamente competenti che ti aiutano a trovare nella miriade di leggi dello Stato italiano una soluzione. una soluzione che possa risultare efficace. Quindi il mio invito è sempre quello di scrivermi, di contattarmi per farmi avere queste segnalazioni. Due proposte te le faccio io, Sì. una che ho fatto anche agli altri ospiti della politica regionale che sono venuti qua, che è dico, non stiamo sfruttando il sole, comunque in Sicilia, a parte i grandi stabilimenti, poi non stabilimenti, grandi impianti che sfruttano il fotovoltaico, poi non ci sono, a parte quelli statali che sono in diminuzione, non ci sono incentivi per il fotovoltaico nelle famiglie, cioè sui tetti delle Sì. case, proprio o dei condomini o delle famiglie. Dico, noi abbiamo una risorsa che è stupenda, bellissima, il sole, però non sappiamo sfruttarla a dovere, perché poi si fanno i grandi impianti, le lobby, e quindi si perde di Questo ci vista stiamo il pensando. piccolo. Questa è una cosa. E poi dico, nell'attesa che il sole ci produca energia a costo, perché non so chi ha fatto questo calcolo, qualcuno ha calcolato che coprendo con il 15% dei tetti siciliani di fotovoltaico, noi già soddisferemmo la nostra richiesta di energia. Dico, nell'attesa, il metano. Molti mi chiedono, ma come mai ci sono pochi punti dove si può attingere il metano per autotrazione, quindi per l'automobile qua in Sicilia? A Caltanissetta, in provincia di Caltanissetta, solo a Gela, ce n'è una a Gela, un rifornitore a Gela. Come mai a Caltanissetta non abbiamo un rifornitore di metano? Questa è una bella Perché tanti vorrebbero farsi, io mi compro una macchina a metano, col metano costa una metà del GPL, cioè vai a risparmiare un bel po' di soldini. Tra l'altro il metano ce l'abbiamo nelle case per il riscaldamento, non vedo perché non dovremmo utilizzarlo pure per... Questa è una bella segnalazione. Sulla prima invece dico che già ci stiamo lavorando perché stiamo... Dico, mi piace già la tua risposta perché altri mi hanno detto ma ci sono le lobby del petrolio che... Ma no, perché ti ripeto, noi allora non abbiamo nulla da perdere, quindi noi in più noi abbiamo proprio un lato ambientalista che è elevatissimo, quindi per noi cioè, l'idea di non dover sfruttare il territorio per appunto petrolio, ma doverlo sfruttare per quello che ci dà. Quindi queste qui sono il sole è una risorsa che non è ad esaurimento. Dovremmo iniziare e non inquina. È ecologica. E poi consideriamo che noi abbiamo due, mi sembra, gasdotti che passano dalla Sicilia. Qualche anno fa si parlava di istituire una tassa proprio la chiama famosa tassa del tubo, però una tassa per questo passaggio di gasdotti, anche perché noi non ne riceviamo nessuna utilità alla fine, a livello proprio di interesse. Come il discorso delle raffinerie dove se mettiamo sulla bilancia i vantaggi con gli svantaggi, sono più gli svantaggi dei vantaggi. Ancora a Gela aspettano la bonifica da chissà quanti anni. Tu hai, non so se a livello regionale, quando nella fase di approvazione del bilancio, i nostri deputati hanno fatto una battaglia che poi è stata vinta, che riguardava le royalty. Cioè noi avevamo, le royalty sarebbero quello che si guadagna, tu dai in concessione il tuo terreno, il tuo mare per estrarre, e dici pagami una tassa. Noi avevamo, praticamente lo regaliamo. Allora hanno detto se proprio ormai lo abbiamo concesso, almeno facciamocelo pagare profumatamente, perché questo sarebbe anche da disincentivo verso quelle lobby del petrolio che non troveranno più conveniente venire a... Queste cose l'hanno fatto con l'acqua in Veneto forse, sì, dove si sono messi d'accordo da sinistra a destra aumentare insomma la tassa da fare pagare a chi si piglia la... Ed è anche una cosa che noi a livello nazionale vogliamo spingere. Se tu pensi ad Agrigento, dove ancora in molti paesi si va a prendere l'acqua dai rubinetti pubblici, e poi però c'è la Nestlé che fa l'acqua Santa Rosalia e paga solo 45.000 euro di canone annuo, quando tira fuori 350 milioni di litri di acqua all'anno.
con un notevole guadagno. C'è qualcosa che non quadra, Esatto. evidentemente. Ritorniamo sempre al discorso iniziale, che il cambiamento è possibile quando ci sono persone che non hanno... Che non devono costruirsi una carriera, esatto. E quindi non devono stare lì una vita non devono crearsi cioè, inimicizie. io dopo questi 3 mesi e mezzo di Parlamento ti dico che puoi lottare, quindi non è che io non voglio dare speranza, io la voglio dare, cioè io spero che le persone quando da questa nostra esperienza, perché tutti dicono non fate nulla, no, noi lavoriamo come i pazzi, siamo opposizione, quindi i risultati che riusciamo a ottenere sono quelli di un'opposizione che comunque sta iniziando a far valere il proprio 25%. Per esempio ieri, io ero felicissima, lo sono anche oggi, perché abbiamo presentato gli emendamenti al decreto del fare. Quando presenti gli emendamenti, sarebbero le modifiche al testo, la commissione competente valuta se li possono ammettere e quindi passarli alla votazione o no. Noi siamo stati il gruppo che ha avuto la percentuale più bassa di inammissibilità, cioè di tutti gli emendamenti che abbiamo presentato solo il 4% è stato ritenuto inammissibile, che poi si è abbassato perché abbiamo fatto il ricorso e alcuni sono stati ammessi. Quindi questo per dire cose, che noi lavoriamo, stiamo anche lavorando bene, però siamo un'opposizione. Allora le persone, l'invito che io faccio non è quello di andare a vedere se il movimento cambia l'Italia da opposizione o no, è andare a vedere la differenza tra chi lavora avendo degli interessi personali o personali inseriti in questi sistemi molto grandi e chi lavora invece nella libertà assoluta. Perché quando tu lavori nella libertà assoluta, quel poco che ottieni lo ottieni a vantaggio di tutti. Questa è la differenza, che è sottile però di notevole importanza. Sostanziale. E quindi io ogni volta mi dico il movimento non ci sarà più. Io mi auguro che questo nostro percorso faccia nascere anche altre forze politiche sane. Cioè io mi immagino una prossima elezione dove la competizione sia fra movimenti sani, partiti, movimenti chiamiamoli sani, dove il cittadino deve avere l'imbarazzo della scelta e deve scegliere quello che ritiene migliore. Io non è che vedo soltanto il movimento, eccetera. Ripeto, per noi questo è un servizio e non è populismo, è proprio il modo in cui sto vivendo io e tutti i miei colleghi e anche gli attivisti. Anche perché rinunciate, lo sappiamo, a gran parte tutta la diaria. Sì. No, allora, noi percepiamo 5.000 euro lordi di indennità, che sono tra i 2.500 e i 3.000 euro netti. E poi rendicontiamo le spese, quello in eccesso lo restituiamo. E quindi siamo arrivati a 1.500.000 qualcosa tra Camera e Senato in questi 3 mesi. Io personalmente nei 3 mesi ho restituito 13.000 e qualcosa. Per noi questa cosa, cioè mi ricordo il giorno che abbiamo fatto la conferenza stampa che c'erano dei giornalisti che dicevano siete gli unici che sorridono perché hanno restituito dei soldi. Perché per noi è... Alla fine nel grande cartellone qualcuno ci può stare, qualcuno no, sta questo nel gioco. Sì, ma tra l'altro quando dicono per esempio che fanno delle critiche su... I passaggi al gruppo misto ci sono sempre da tutti, no? I nostri, ovviamente siamo tanti, quindi che qualcuno sia già arrivato lì con l'idea di non da movimento e quindi è andato via. C'è anche chi invece non ha saputo reggere la pressione, perché comunque quando ti arrivano 19.000 euro, tra l'altro nei primi mesi in cui non abbiamo fatto nulla se non votare vicepresidenti, segretari, Presidente della Repubblica, fiducia al governo, quindi non siamo stati neanche produttivi. Quando ti arrivano 19.000 euro e tu magari hai una famiglia, un figlio che non trova un lavoro, pensi che tu, finita questa esperienza, tornerai a fare il lavoro che facevi prima, magari c'è anche chi l'ha perso perché si era candidato col movimento, per esempio. Lì diventa veramente una lotta tra quello che veramente ti serve e l'etica personale. E c'è chi questa lotta non la vince. Però dico, questo non è un problema del movimento, un problema o della individuale, selezione personale del singolo individuo. Lì però finché non arrivi, cioè io dico finché tu non arrivi ad avere quei soldi e a dire li voglio restituire, non lo potrai mai sapere. Perché tu poi, cioè tutti quelli che erano lì nei primi giorni dicevano
bello, restituiremo, anzi qualcuno di quelli che pure è andato via, io l'ho sentito dire quando è che li restituiamo, anzi alcuni ora i giornalisti li chiamano i talebani, perché sono quelli che vorrebbero proprio limitare le spese al minimo. E uno di quelli che è andato via rientrava all'inizio in questa categoria della stampa che era quella dei talebani. Però poi quando tu sei lì, ripeto, non hai più neanche il contatto, se non lo ricerchi tu, ti stacchi anche dalla realtà e sfido chiunque. Poi ci sono tantissime pressioni anche da, penso, non so, da gruppi esterni. Questo io non te lo so dire perché personalmente non ho mai avuto pressioni di quel tipo. Ho contatti con altri deputati, io sono vicina come posizione al PDL, come posto in aula, no? Quindi ormai con alcuni di loro abbiamo anche preso Questo al centro, mi sembra, noi siamo negli spicchi centrali, quindi c'è qualcuno che è accanto alla lista Monti e tipo io sono invece sulla parte, guardando il presidente sono più a sinistra e sono vicino al PDL. E quindi ci sono dei rapporti, non è che abbiamo un odio e non parliamo, colloquiamo benissimo. Però nonostante abbia questi rapporti nessuno mi ha mai proposto, non so a queste persone, cioè la stampa dice che ci siano un gruppo che si incontra con altri esponenti della politica, non lo so. Cioè, al momento abbiamo restituito tutti, siamo tutti lì, chi se ne è voluto andare se n'è andato, chi non era più gradito dal gruppo abbiamo fatto delle votazioni. In aula siete quanti deputati? Del movimento, sì, del 106 adesso, 106. eravamo 109. Vabbè, alla fine ci può anche stare tipo, in tutte le... Sì, ma grandi numeri. Sono successi anche casi più gravi nelle passate legislature, figuriamoci. Ma questo problema ora si può risolvere, questa è una delle cose che noi inseriremo nella nostra legge elettorale. Questo problema si risolve in un modo, vietando il passaggio ad altri gruppi. Se tu vieni eletto con un gruppo politico, nel momento in cui decidi di non farne più parte, ti devi dimettere. Non ci deve essere possibilità di cambio, perché tu sei stato eletto perché dovevi portare avanti un programma. Allora, se non ti rispecchi più, se secondo te quel gruppo non sta portando avanti quel programma, ti devi dimettere. Allora, finché c'è quello. Avviso l'onorevole Cancelleri che sono le 9:12, sì. So che aveva anche altri impegni. Per concludere, se vuoi dire qualcosa, non lo so, che ti sta più a cuore, oppure concludere? No, il mio appello, appunto, quello che ho fatto prima, è quello di considerarci degli strumenti, quindi io ho i contatti Facebook, c'è l'email, comunque si può anche avere facilmente anche il mio numero. A me piace essere contattata cioè mi piace sentirmi a disposizione soprattutto della nostra provincia. Quindi per chi volesse sappiate che l'onorevole Azzurra Cancelleri anzi vuole essere chiamata Azzurra, diciamo, quindi Azzurra è disponibilissima a sentire, insomma, ad ascoltare problemi, problematiche, anche se c'è la possibilità a risolverli. Va bene, ringraziamo l'onorevole Azzurra Cancelleri, i nostri radioascoltatori. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento con me è sabato prossimo, sempre allo stesso orario. Buona giornata e buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Amore.